Amici carissimi, buongiorno a tutti, si ritorna nella rubrica dei cuori solitari. Oggi vi voglio presentare un altro ragazzo che è in cerca della sua anima gemella. Si chiama Antonino e ha 35 anni. Ciao Antonino. Ciao. Allora Buongiorno. Antonino, hai 35 anni, giusto? Sì. Sei di Trapani Sì, e sei in cerca dell'anima gemella. sì, Da molto tempo? da molto. Da molto. Ultimamente sei stato fidanzato? Ho Diciamo, fatto una convivenza che poi È risultata negativa, negativa. e io l'ho mandata a casa. Esatto, praticamente hai avuto una brutta esperienza. Una brutta esperienza che mi succede, ha fatto purtroppo. molto male. Purtroppo succede Antonino, comunque non devi mai disperare perché il mondo è bello perché è così, è vario, ci sono le sorprese e quindi automaticamente c'è sempre una possibilità. Allora Antonino, un'altra cosa, abbiamo detto tu sei di Trapani, Sì. giusto? E attualmente lavori? No. No. E come passi il tempo nella giornata? Aiuto a lavare i piatti alla mamma, a sistemare casa. Cioè, ti dedichi ai lavori domestici? Qualche volta. Prima andavo in un centro diurno e poi non ci sono andato più perché per vari motivi io non sono più andato. Sì, sì. Va bene. Ascolta, parliamo di questa anima gemella che tu vai cercando. Innanzitutto partiamo dell'età. Tu hai 35 anni. Quindi questa ragazza da che età la dobbiamo cercare? Partiamo da una base per poi andare a finire a un massimo. Tipo l'età minima. 34, Quindi dai 34 anni fino ad arrivare a un massimo di 35. 35. Dai 34 ai 35? O possiamo andare più sotto? Dico, se viene una ragazza che so 25, 26, 27, l'accetti lo stesso. Sì. Quindi Importante partiamo che- dai 25 in poi, fino ad arrivare a un massimo di 40, va bene? 40, Poi grande, molto grande. grande. 35, quindi dai 25 ai 35. Sì. Esatto. Questa ragazza dovrebbe essere di Trapani oppure va bene da qualsiasi parte? Di qualsiasi parte. Da qualsiasi parte. Anche perché oramai con questi cellulari, con queste chat che ci sono, per cui uno si può sentire da qualsiasi parte. Sì. Esatto. Ora un'altra cosa Antonino. Io ho fatto l'alberghiero, intanto che ho studiato l'alberghiero, ho scelto cucina. Sì. Qualche volta cucino io a casa, ora che la mamma è a letto che sta male, cucino io. Sì. Tu stai con tua madre attualmente? Attualmente sto con mia madre e compagno di mia madre che Però dico, se eventualmente tu con questa ragazza ti ci trovi bene, potresti andare benissimo a convivere, no? Sì. Perfetto, va bene. Un'altra cosa, tu recepisci qualcosa ogni mese, cioè puoi Io andare avanti da solo mantenendo la tua anima gemella, non so. Sì, siccome a casa a Pizzolungo c'è una grande villa Ah, sì. e prendo Gli affitti. No, No. è mia propria di proprietà. Quindi diciamo non ti puoi lamentare per Non quanto mi riguarda. posso- Perfetto. c'ho tutto. Puoi tirare avanti. Posso Cioè, la tirare cosa avanti importante è questo, perché io giustamente c'ho la trovando una ragazza e convivendo con questa ragazza, giustamente bisogna affrontare anche le spese, bisogna andare avanti. Prendo la pensione, siccome papà è morto e Sì, prendo sì. la pensione mia, mi hanno accettato la pensione Sì, e poi quando un giorno mamma non ci sarà più prenderò la reversibilità di mio esatto. padre. Sei figlio unico tu? Ho un fratello di 34 anni, di 40 anni, si Che sta per i fatti suoi. è sposato, ha avuto un figlio e quindi non è Esatto, con noi. esatto. Va bene, un'altra cosa, come passi il tempo nella giornata? Guarda la telecamera così le telespettatrici a cui noi ci stiamo rivolgendo ti possono guardare bene. Mi vedo la TV, lavo i piatti, mi sistemo il letto, passo Cioè, l'aspirapolvere, sempre lavori domestici. cucino pure, Ah, pure? so fare dolci, tiramisù, Ah, buono. Quindi ti adatti a fare i lavori faccio domestici. delle passeggiate pure a Pizzolungo, cammino a piedi. Sì. La patente ce l'hai? No, La patente no. per però- la mia situazione. Sì. Però dico. Io viaggio con i mezzi pubblici. Sì. Sì. Non so se questa ragazza sarà d'accordo con i mezzi pubblici. Vabbè, eventualmente vi mettete d'accordo, anche perché potresti anche conoscere qualche ragazza che ha la patente, per cui eventualmente avendo la patente vi potete spostare anche col suo mezzo, non è che per forza il mezzo lo deve avere, può essere anche che trovi l'anima gemella che abbia, esatto. Poi un'altra cosa, tu sei interessato a trovare un'anima gemella che
che con te Che abbia mi- un rapporto in futuro oppure vuoi a livello di amicizia Una ragazza che io possa amare, che possa stare con me per tutta la vita? per tutta la vita, diciamo. Quindi hai bisogno di un rapporto serio e duraturo. Duraturo. Ho capito. Va bene Antonino, ascoltami, come possono contattarti queste telespettatrici che in questo momento ci stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Tramite il mio numero. Tramite il tuo numero telefonico. Te lo ricordi a memoria tu? Sì, il mio numero di telefono è 327 327 61 61 55 55 248. 248. Ho detto bene? Sì. Perfetto. Per cui, amiche telespettatrici che state conoscendo E sono Antonino, pure un ragazzo buono, sensibile e che mi piace la compagnia. perfetto. Io poi canto, faccio delle serate e cantiamo quando andiamo a mangiare fuori. Sì. Meglio, diciamo, vi passate il tempo. Amiche telespettatrici che voleste conoscere il nostro Antonino, 35 anni di Trapani, non potete fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico. Antonino è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Possiamo dire altro, Antonino? No. Allora, in questo momento ci sono queste telespettatrici che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera. Qualsiasi cosa vuoi dire. Allora, Vai. io sono Antonino, sono un ragazzo sensibile, sensibile, che mi voglia bene, che mi ama, perché io non so fare male nemmeno a una mosca, io sono buono, certe volte mi portano a diventare nervoso come quella ragazza che avevo prima che mi ha fatto esaurire e non ne potevo più, distrutto, l'abbiamo lasciata per il compleanno da suo fratello e non è più tornata e io soffro. E vabbè, non ci pensare più ormai cosa passare. Poi la voglio bionda. Esatto. Ci siamo dimenticati l'aspetto fisico. Ti piace bionda? Bionda, Bionda. con gli occhi che si cambiano con il tempo. Quindi deve essere bionda con gli occhi ceruli. Sì, Ceruli praticamente che cambiano colore. colore. Di azzurri diventano Cerulei. cerulei. Sì, Perfetto. Poi fisico come deve essere? alta come me, Fisico? Magra, robusta. Dico, se Magra. viene qualcuna robusta l'accetti lo stesso? l'accetto la stessa. Esatto. Vabbè. Poi. Poi Dico, se viene qualche ragazza che magari separata, tu l'accetti lo stesso? se separata sono indeciso. Vabbè, se ha figli l'accetti lo stesso, dico, se dovesse essere una ragazza madre, non so, magari si trova ad avere qualche bambino, l'accetti lo stesso? L'accetto lo L'accetti. stesso. Cioè l'importante è che nasca qualcosa di serio. Di serio. Tra voi due, esatto. E mi sembra giusto. Va bene. Mi fermo qui, amiche telespettatrici, ripeto, per tutte quelle di voi che lo voleste conoscere, non potete fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico. Antonino è qua e sta aspettando le vostre telefonate per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Arrivederci. Antonino. Ciao ciao. Oh yeah.